concerne la delega all'ambiente, inoltre, va sottolineato il fatto che con la soppressione della provincia viene a mancare uno degli enti che più si è opposto alla realizzazione di un rigassificatore a Zaule. Il progetto risulta ancora pendente presso il Mise. Quindi la procedura è ferma al momento lì, noi non abbiamo ulteriori notizie, il Consiglio provinciale in una delle ultime sedute ha ribadito la piena contrarietà, soprattutto in ordine all'incompatibilità che questo rigassificatore presenta rispetto allo sviluppo della portualità triestina, come l'autorità portuale peraltro ha evidenziato in modo chiaro con sue note ai competenti ministeri. Noi auspichiamo che l'opera non si realizzi, però la procedura non è ancora conclusa. Ma a Trieste un altro dei temi maggiormente sentiti dalla popolazione è quello della ferriera di Servola. Credo che la ferriera oramai è collocata in un ambito procedurale dettato dalla normativa nazionale che ha fissato questa come area di crisi industriale complessa e quindi deve trovare soluzione in questo ambito. Se la ditta rispetterà la nuova AIA potrà continuare la propria attività, altrimenti sarà sanzionata e fino al massimo, se ci dovessero essere dei danni alla salute in particolare, anche con la chiusura. Quindi una chiusura dell'area a caldo a priori, come sostenuto dal sindaco di Piazza, non avrebbe senso? In base alla legislazione vigente, no, francamente. Rigassificatore di Zaule, con la provincia viene a mancare una forte realtà che si contrapponeva al progetto del rigassificatore, però d'altra parte acquista il Consiglio Comunale una forte presenza, la sua, che comunque continuerà su questa strada. Sì, ci siamo anche espressi in questo senso rispetto a una mozione presentata in Consiglio Comunale dalla maggioranza, anche perché io dico sempre noi, anche per le competenze che avevamo in termini anche tecnici, con relazioni tecniche molto rilevanti, ecco, non tanto e non solo come scelta politica, no? Abbiamo dimostrato l'incompatibilità, anche se vuole, al di là di quello che diceva giustamente l'assessore Zogli, un'incompatibilità anche con questa movimentazione delle navi, quindi con questa ripresa anche dei traffici, la SIOT eccetera, ma anche un'incompatibilità assolutamente di natura ambientale. Insomma, noi dobbiamo proporci come territorio provinciale e anche come un territorio a forte vocazione turistica, no? Quindi attrattivo dal punto di vista turistico, e quindi questo rigassificatore in mezzo al mare che crea tutta una serie di problemi e quantomeno di incertezze, no? E che insiste anche proprio dal punto di vista del paesaggio, no? E in maniera così pesante su quel piccolo golfo che è quello di Trieste, mi sembra quanto mai inopportuno. Ecco, su questo continueremo le nostre, diciamo, battaglie, che voglio dire sono sempre battaglie accompagnate da nota tecnica sulla quale, diciamo, la parte politica non mette becco, no? Ma per le competenze che la provincia aveva, continua ad avere fino al gennaio 2017, che non sono competenze secondarie. Sicuramente uno dei progetti al quale hanno partecipato anche dalla parte slovena, certo, per quanto riguarda l'opposizione al rigassificatore. Adesso proseguirà, continuerà con altre forme di protesta, di opposizione politica, non solo tecnica? Ma, diceva l'assessore Zoglia, noi in questo momento ci troviamo di fronte a una situazione che non è stata chiusa, se vogliamo, a livello governativo, no? Quindi io mi auguro che, così come sono arrivate tutte le note tecniche da parte di tutte le amministrazioni, di questo il governo tenga conto. Ecco. Personalmente ricordo proprio un incontro avuto qualche anno fa qua a Capodistria, no? Con i colleghi sloveni, quindi c'è una posizione, direi in questo senso, trasversale e anche, diciamo, transfrontaliera, che credo dovrebbe avere anche in un discorso, diciamo, di natura di tipo europeo una sua valenza e un suo peso indiscutibilmente.